Padova è la città del santo, dello spritz e anche dello zabaione, perché è il liquore più afrodisiaco della storia ed è stato inventato proprio a Padova. Lo fanno anche alla drogheria Preti, che sull'insegna ha scritto colori e coloniali. I coloniali cosa sono? I coloniali sono sostanzialmente prodotti che venivano dalle colonie, perché la drogheria Preti nasce nel 1936. In piena ventennio, quindi quando l'Italia aveva queste colonie, chiamiamole così, anche se... E cosa arrivava dalle colonie alla dalle drogheria colonie Preti? potevano arrivare gli incensi, le spezie, resine, potrebbero essere da quelle per il restauro. E dal 1936 voi siete qua. Siamo qua dal 36, sì. E ci vediamo fra 16 anni per il centenario. Qui si vede bene che il gesto antico che da centinaia di anni i padovani fanno è portare la candela al santo, non accenderla, perché si porta spenta. Poi Via del Santo ha dei negozi fantastici. Questa è la libreria Minerva, che è un po' come una galleria d'arte e un po' come una libreria. Io lo adoro sto posto. Pensate, qua dentro ci sono 8.000 libri, tutti antichi. Una cosa fantastica. E dopo tutto questo bagno di cultura, cosa fa uno? Va a bere, siamo a Padova e da 119 anni uno che è in Via del Santo va a bere da Severino, fondata nel 1901 questa enoteca. E ragazzi, a Padova l'enoteca è da Severino, panino con formaggio e acciughe e schioppettino, vino friulano che appunto, come dice il nome, ti esplode di sapori in bocca. Quindi si fa così: prima il panino e poi il vino con il pane in bocca. Benvenuti a Padova.